A partire dalla prossima settimana in tutti i 68 ospedali del Veneto entreranno in funzione delle postazioni di contatto, ovvero dei totem informativi attraverso i quali si potranno esprimere critiche o suggerimenti. Le postazioni realizzate sono complessivamente 200 per un costo di 80.000 euro e verranno posizionate in zone strategiche di grande passaggio in ogni ospedale. Ciascuna postazione sarà composta da 2 totem, uno offrirà al cittadino un modulo da compilare con i suoi commenti sull'organizzazione e sull'assistenza ricevuta. Lamentele, segnalazioni o complimenti potranno essere imbucati letteralmente in una cassetta postale di colore rosso. L'altro totem presenterà al cittadino le foto, le email e i numeri di telefono dei manager che compongono le direzioni strategiche di ogni struttura, in modo che il cittadino possa avere la visione diretta e l'eventuale contatto di chi amministra la complessa macchina sanitaria regionale. Le missive degli utenti saranno lette, come promette il presidente della regione Luca Zaia, da lui stesso e dai direttori generali delle strutture sanitarie. Poi sarò io a leggere poi le segnalazioni in maniera tale che i direttori intervengano. Chiedo solo che ci siano segnalazioni puntuali, se c'è un problema poi troveremo anche una soluzione.